Due banditi assaltano la gioielleria di un ipermercato di Sandona di Piave, sparatoria con una guardia giurata durante la fuga dei malviventi con il bottino, paura nel centro commerciale e caccia ai rapinatori. Ieri sera a Vigonza la fiaccolata per esprimere vicinanza alla famiglia del trentenne scomparso in Africa con un'amica canadese. Le autorità del paese e della ragazza temono sempre di più un rapimento e la procura apre un'inchiesta. Rogo all'alba in un capannone di Este adibito a deposito di materiale elettrico e plastica, super lavoro dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme, anche ARPAV sul posto per il rischio inquinamento. A 4 anni dalla tragedia del Molinetto della Croda che provocò 4 vittime, stamani a Treviso il processo con rito abbreviato per i 4 imputati, tra i quali il presidente della Proloco. A momenti la sentenza. 3 mesi fa il disastro del maltempo, nell'altopiano di Asiago gli alberi ancora a terra, il grido della comunità, ci dicano quando arriveranno i fondi promessi dal governo. Il reddito di cittadinanza ha l'aria di un provvedimento che non creerà lavoro, ma uno stimolo a starsene in divano, il duro commento del sindaco di Venezia sulla bozza del decreto. Cancellato il treno delle 6 del mattino da Mestre per Roma, molto frequentato da imprenditori e artigiani per i loro affari nella capitale, mondo produttivo sul piede di guerra. Candidati da tutta Italia al concorso pubblico per 4 posti da infermiere indetto dall'ULSS 2, ieri a Castelfranco l'inizio dell'ultima fatica, la prova orale. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben trovati. La prima edizione dei nostri telegiornali e la cronaca in primo piano, la cronaca dei momenti di paura davvero forte vissuti ieri sera, poco dopo le 20:30, l'orario di chiusura della gioielleria di un centro commerciale, un ipermercato di Sandona di Piave, con 2 banditi che hanno fatto irruzione nel negozio armati di pistola e ne è scaturita anche una sparatoria. Per tutti i dettagli ci colleghiamo in diretta telefonica con la nostra Tiziana Bolognani che sta seguendo proprio questa vicenda. Tiziana. Sì, buongiorno a voi da Sandona di Piave, una città ancora sotto shock per la rapina di ieri sera, la gioielleria Burato che si trova all'interno del centro commerciale Piave. È successo tutto attorno alle 21 quando un rapinatore armato di pistola ha minacciato le commesse intimando loro di consegnare gioielli esposti e così le dipendenti hanno fatto. L'uomo è fuggito ma le grida di aiuto hanno richiamato la guardia giurata in servizio al centro e la guardia giurata è riuscita ad intercettare sicuramente il complice del bandito che ha esploso un colpo di pistola. Anche la guardia giurata ha estratto la sua arma e ha sparato, nessuno è rimasto ferito fortunatamente, i banditi sono fuggiti a bordo di un'auto che li attendeva all'esterno del centro commerciale e di loro al momento non c'è traccia. I carabinieri della compagnia di Sandona hanno raccolto testimonianze, elementi utili alle indagini, si sa che il bottino si aggirerebbe attorno ai 150.000 euro, neppure un mese fa la gioielleria Burato era stato messo a segno un furto e non è la prima volta che i negozi del centro Piave vengono presi di mira dai malviventi. Ora è caccia all'uomo, mentre la preoccupazione tra la gente cresce e la paura è tanta, anche perché questa volta si è davvero rischiata la tragedia. Per il momento è tutto, a voi. Grazie Tiziana Bolognani. A Vigonza adesso, dove ieri sera il paese, la comunità si è stretto attorno alla famiglia di Luca Tacchetto, il giovane scomparso in Africa con un'amica canadese, una fiaccolata di solidarietà e di preghiera per i 2 ragazzi, mentre si cercano ancora i 2 ragazzi e le autorità del paese della giovane canadese che era con Luca temono sempre di più l'ipotesi di un rapimento. Adesso anche qui a San Vito siamo riuniti solo appunto per darci coraggio, per dare coraggio anche alla famiglia di Nunzio. È un momento veramente è durissima, è delicato. Speriamo bene e che Luca e la sua compagna possano ritornare con noi. Un'iniziativa spontanea nata dalla solidarietà di un'intera comunità che si stringe attorno alla famiglia di Luca Tacchetto, il giovane architetto di Vigonza misteriosamente scomparso in Burkina Faso il 15 dicembre. In tanti hanno voluto manifestare la propria solidarietà e vicinanza in questo momento difficile, partecipando alla fiaccolata e poco prima all'incontro di raccoglimento e preghiera nella piccola chiesa di San Vito. San Vito è la più piccola comunità del comune di Vigonza e volevamo stringerci attorno alla famiglia Tacchetto in quanto conosciuta per la stima che abbiamo e per quello che insomma è successo. Anch'io sono padre e un figlio e quindi siamo tutti con voi, con loro. È la fede che dà speranza, perché non è il numero di persone ma l'intensità che è importante. Speriamo che il Signore ci ascolti, l'unica cosa è questa, che possa aiutare queste persone come tante altre che sono in situazioni di difficoltà e noi preghiamo sempre perché
il Signore possa essere presente nella vita loro, dei loro cari. Speriamo tutti quanti che speriamo che trovino qualcosa. Le ricerche intanto proseguono a tutto campo e tutte le piste su cosa possa essere accaduto a Luca e alla sua compagna di viaggio canadese rimangono aperte. Proprio il governo canadese appare orientato invece sull'ipotesi del rapimento. Intanto si è rivelato falso l'avvistamento dei due giovani il 22 dicembre ad una cinquantina di chilometri dalla capitale del Burkina Faso. Si trattava di una coppia di nazionalità tedesca. Ed ora il lavoro dei vigili del fuoco che sono intervenuti ad Este per l'incendio di un capannone di circa 1000 metri quadrati adibito alla produzione di materiale elettrico. Squadre dei vigili del fuoco accorse da Padova e da Rovigo con 3 autopompe, 4 autobotti, anche il carro NE, il BCR, nucleare, biologico, chimico, radiologico e 25 operatori. Ingenti i danni, il rogo ha bruciato gli uffici commerciali. Poco dopo le 4:30 di stamane parte del magazzino, oltre a danneggiare la copertura del capannone dove vi è posto un impianto fotovoltaico. Anche quindi molto materiale plastico andato in fumo. Sono in corso le operazioni di sicurezza, di messa in sicurezza dei luoghi e sul posto ovviamente anche il personale di ARPAV per valutare eventuali danni ambientali. Ovviamente le indagini sulle cause del rogo sono appena iniziate. Indagini anche su un altro rogo con meno danni evidentemente, ma sicuramente doloso, questo sì, un rogo appiccato all'interno di una discoteca di Treviso. Non un tentativo di furto, non un incendio accidentale, ma un vero e proprio atto intimidatorio, un raid incendiario compiuto nel cuore della notte. Gli investigatori della squadra mobile di Treviso stanno indagando per risalire agli autori dell'incendio avvenuto in una discoteca in zona Fonderia e Radica. Alcuni individui con il volto travisato sono entrati nel locale poco dopo l'una di notte scassinando la porta d'ingresso. Una volta all'interno della sala hanno cosparso pavimento, mobili e pareti di benzina, appiccando poi il fuoco. Stesse modalità nell'area bar dove i clienti vanno a prendersi da bere. Le fiamme hanno fatto scattare l'allarme e i vigili del fuoco, arrivati in pochi minuti sul posto, sono riusciti a contenere i danni. Sul posto la polizia con gli specialisti della squadra mobile e della scientifica che hanno raccolto tutti gli elementi a disposizione per cercare di risalire ai responsabili, in acquisizione anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Restiamo a Treviso, stamane l'inizio del processo con rito abbreviato per la tragedia del Molinetto della Croda, lo ricorderete, il torrente Lierza, 4 anni fa l'esondazione e la morte di 4 persone, 4 gli imputati. Ebbene, è di pochissimi istanti fa la sentenza, essendo un rito abbreviato il processo si è già concluso. Allora ci dice come è andata in diretta telefonica la nostra Lina Paronetto. Lina. Buongiorno Nicola, il GUP Angelo Mascolo ha assolto tutti e 4 gli imputati per la tragedia del Molinetto della Croda di Refrontolo, lo ricordiamo tutti, il 2 agosto del 2014 in cui per l'esondazione del torrente Lierza morirono in 4, Luciano Stella, Giannino Breda, Maurizio Lotte e Fabrizio Bortolin. Come hai ricordato tu, era attesa per questa mattina la sentenza, è stata un'udienza piuttosto veloce. La procura contestava a vario titolo ai 4 imputati, ricordiamolo, Walter Scapo, il presidente della Proloco di Refrontolo, l'architetto Annalisa Romitelli, all'epoca dei fatti era responsabile dell'ufficio tecnico del comune, l'architetto Leopoldo Saccone, il geologo Celeste Granziera, i tecnici dello studio incaricato della consulenza nella stesura del PAT, il piano di assetto del territorio del comune. Ebbene, contestava disastro colposo, omicidio colposo, organizzazione di manifestazione pubblica senza autorizzazione. In particolare i tecnici invece erano sotto accusa per non aver classificato la zona della tragedia tra quelle a rischio idrogeologico. Secondo invece il perito che era stato incaricato dallo stesso GUP, a causare il disastro quella sera fu un evento imprevedibile. L'unica maniera per sventarlo sarebbe stata quella di sgombrare il tendone per tempo, mano a mano che il livello dell'acqua saliva. Ce l'abbiamo tutti davanti agli occhi, davvero le immagini, no, dell'acqua dal pavimento che saliva progressivamente nel tendone. Ecco, è passata quest'ultima tesi, quindi i 4 imputati sono stati assolti, pochissime battute, proprio una battuta velocissima all'uscita dall'aula di Scapo, il presidente della Proloco. Alla domanda alla fine di un incubo ha risposto di sì. Sappiamo che c'era stato tutto un movimento delle Proloco venete a favore
di Scapol, ritenendo che non fosse pensabile che un presidente di una Pro Loco venisse accusato di un reato, di reati così pesanti e avesse responsabilità di questo genere in una tragedia come questa. Naturalmente ulteriori approfondimenti e servizi nel telegiornale di questa sera, e da Treviso dal Tribunale ti restituisco la linea. Grazie Alina Paronetto per questa notizia in tempo reale. Restiamo a Treviso con le immagini impressionanti di un incidente avvenuto la scorsa notte a Paese in via Montetomba, anzi scusate, è avvenuto alle 6 di questa mattina. Un uomo che con la sua Fiat 500 ha perso il controllo della vettura e, come vedete, prima ha centrato e sradicato un lampione sulla strada e poi si è ribaltato sul marciapiede, miracolosamente illeso, è uscito con le sue gambe dall'abitacolo. In soccorso sono arrivati i vigili del fuoco e ovviamente il SUEM 118, non ha riportato, diciamo, nessuna lesione, e ovviamente la polizia stradale. Ingenti però invece i danni causati da questo sinistro, come vediamo nelle immagini. Ferito invece in modo grave un 16enne vicentino, a Fara Vicentino, a travolgere un'auto pirata, e adesso la polizia locale rivolge un appello proprio all'automobilista che è scappato. È in rianimazione all'ospedale di Vicenza un ragazzo di 16 anni di Sarcedo, falciato lunedì sera lungo via Ortigara. Il giovane stava spingendo a mano il suo scooter sul lato destro della strada. Poco prima del ponte sull'Astico, così come riferito da un amico che lo seguiva a piedi, è stato urtato da dietro da un automezzo e sbalzato nella scarpata sottostante. Immediati i soccorsi, che hanno riscontrato subito un trauma cranico. Il conducente del veicolo non si è fermato e sono in corso accertamenti su varchi e impianti di videosorveglianza pubblici e privati. Alcuni testimoni hanno anche descritto il suo veicolo alla polizia locale Consorzio Nord-Est Vicentino. Proprio dal comando dei vigili parte l'appello all'investitore a costituirsi entro 24 ore dal sinistro. Solo in questo caso è previsto uno sconto della pena, altrimenti l'ipotesi dei reati di fuga e di omissione di soccorso prevedono il carcere da 6 mesi a 3 anni, con ritiro della patente da 1 a 3 anni per chi non si ferma in caso di incidente, e da 1 a 3 anni di carcere e la sospensione della patente da 1 anno e mezzo a 5 anni per chi non rispetta l'obbligo di assistere una persona ferita, così come previsto dal codice della strada. È stata ricoverata nella terapia intensiva dell'ospedale Sant'Antonio di Padova una ragazza di 19 anni per meningite da meningococco. La giovane è residente all'Agnasco, in provincia di Cuneo, ma è domiciliata a Padova, per cui frequenta la locale università. I primi sintomi, con febbre elevata, cefalea, vomito, diarrea, si sono manifestati il 6 gennaio. In questi casi vanno quindi ricercati i contatti stretti dell'ultima settimana, quindi sono stati ricostruiti gli spostamenti della ragazza. È stata nella sua residenza, quindi a Cuneo per il periodo natalizio, poi è rientrata a Padova il 31 dicembre e il 31 dicembre ha frequentato una festa in una casa privata a Venezia. Per questo tutti i partecipanti sono stati rintracciati e sottoposti a profilassi. Anche i compagni di stanza e gli amici di Padova sono già stati sottoposti a profilassi, come anche il personale dell'ambulanza che l'ha trasportata in ospedale e gli operatori del pronto soccorso. Ad Asiago adesso, sull'altopiano di Asiago, perché a 3 mesi dal disastro del maltempo che ha colpito anche l'altopiano di Asiago, quell'immagine degli alberi abbattuti, delle migliaia e migliaia di alberi abbattuti, resta ancora così. Allora la comunità si chiede quando arriveranno i fondi promessi dal governo. Dopo il danno, l'altopiano ora rischia la beffa. Solo ad Asiago sono ancora 120.000 i metri cubi di legname che aspettano di essere raccolti nei boschi devastati dal maltempo dello scorso autunno. Bisogna procedere agli esboschi e farlo in fretta. Solo così sarà possibile evitare che il legname, prezioso patrimonio per le casse comunali dell'altopiano, finisca per essere intaccato da pericolosi microorganismi. C'è urgenza di procedere all'attività di esbosco, di ripulitura dei boschi, perché come si sa abbiamo problemi con l'avvicinarsi della bella stagione, della proliferazione di parassiti che potrebbero contaminare la parte sana del bosco, e quindi la necessità che abbiamo noi è quella di procedere immediatamente al conferimento di incarichi per gli esboschi. Per farlo però i comuni hanno bisogno di sapere se siano in arrivo gli aiuti economici promessi da governo e regione. Noi abbiamo bisogno di molti soldi e il Comune di Asiago ha avuto un danno stimato attorno ai 3-4 milioni di euro.
quantificati questi soldi nell'attività di esbosco, cioè di ripulitura del bosco da quelli che sono questi schianti, da questi abeti che sono stati divelti dal vento. Quindi quello che noi chiediamo è di sapere quanti fondi stanziati dal governo arriveranno alla Regione Veneto e quanti la Regione Veneto ne destinerà all'altopiano. La questione è fondamentale. Se ad Asiago arriveranno i fondi promessi, il Comune potrà affidare gli esboschi senza svendere il legname ricavato, in attesa che il prezzo della materia prima torni a salire. In caso contrario, si rischia invece di perdere una parte consistente del suo valore. Quello che noi puntiamo è appunto far sì che le entrate del nostro bilancio, che sono fondamentali per poter sostenere i servizi sociali, cioè le scuole, i contributi agli asili, i contributi alle famiglie indigenti, le rette di ricovero per i non abbienti e via dicendo, possono essere garantite. Ovviamente in questo momento noi non abbiamo la certezza di poter mantenere la posta in entrata di bilancio, che è pari a 430.000 euro all'anno, che è appunto il provento derivante dalla vendita del legname. Adesso pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio, in diretta. Un gruppo di antagonisti del centro sociale Pedro di Padova ha manifestato questa mattina davanti al Palazzo di Giustizia. L'iniziativa è stata indetta in solidarietà a 22 attivisti imputati oggi nel processo per i fatti del 17 luglio 2017, quando, lo ricorderete, in centro a Padova si verificarono gli scontri con un gruppo di Forza Nuova. In quell'occasione 5 poliziotti rimasero feriti per lancio di pietre e di bomba carta. 2 militanti del Pedro furono arrestati. Al termine delle indagini 22 persone sono state rinviate a giudizio con le accuse di violenza, lesioni, resistenza pubblico ufficiale e manifestazione non autorizzata. Quindi processo oggi a Padova, e questa manifestazione evidentemente in solidarietà agli attivisti indagati. Un'altra manifestazione in programma invece oggi a Venezia, di tutt'altro tenore ovviamente, perché ci sono oltre 40 associazioni del territorio di Venezia, ma non solo, anche della regione, in campo nel pomeriggio di oggi contro il decreto sicurezza del governo. Ce ne parla in diretta da Venezia la nostra Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno da Venezia, dove la rete 3 ottobre ha organizzato per le 17 di questo pomeriggio un presidio davanti alla prefettura in campo San Maurizio, questo per contestare il cosiddetto decreto sicurezza di Salvini. Dissenso anche contro la posizione del sindaco Luigi Brugnaro che, ricorderete, ha firmato una lettera al presidente dell'ANCI di condanna ai sindaci disobbedienti che hanno annunciato l'intenzione di non applicare parte del decreto, e quindi in generale anche per la chiusura dei porti alle navi cariche di migranti. L'iniziativa è appoggiata dal Partito Democratico, che ha annunciato l'intenzione di unirsi alla manifestazione. Il senso di umanità non può essere abrogato per legge, ha scritto la segreteria comunale del PD. Il decreto Salvini è una pagina nera per la Repubblica. Migliaia di cittadini stranieri, si legge ancora, che vivono e lavorano regolarmente in Italia da anni, rischiano di essere privati dei loro diritti fondamentali, primo fra tutti quello alla salute. Così, conclude, aumenta il numero degli irregolari e l'allarme sociale intorno al tema dell'immigrazione al solo fine di lucrare qualche voto. Appoggiamo i sindaci disobbedienti che hanno scelto di non applicare l'articolo 13 del decreto sicurezza, articolo che impedisce di concedere la residenza ai richiedenti asilo in possesso di un regolare permesso di soggiorno. Dunque non ci resta che attendere questa manifestazione nel pomeriggio alle 17 per sentire le loro voci e vedere come andrà. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori. A proposito del governo e dei suoi provvedimenti, c'è quel provvedimento decisamente non digerito in Veneto, quello del reddito di cittadinanza. Ieri si è espresso molto duramente su questo fronte proprio il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Mi sembrano veramente dilettanti lo sbaraglio, ma lo sbaraglio proprio, e lo sbaraglio purtroppo ci andiamo tutti. Questo speriamo non succeda, ma l'aria c'è tutta, non c'è dubbio. Si dichiara preoccupato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro per l'imminente decreto sul reddito di cittadinanza. È una norma che si fa fatica a interpretare con una norma che aiuta il lavoro. Questa sembra una norma che dal punto di vista culturale, insomma, in qualche modo ti spinge a stare a casa, insomma. Si tratta comunque di un provvedimento legittimo di un governo democraticamente eletto, puntualizza Brugnaro. Non mi piace fare il gufo e voglio rimanere ottimista. Come istituzione ho il dovere di accordare fiducia a questo esecutivo, vedremo le carte.
Può avere anche un senso se lo gestisci per esempio con le aree di povertà e di dubbi reali delle persone che non ce la fanno, ma è un discorso diverso dirlo che io invece lo do a chi non ha il lavoro a prescindere, perché è chiaro che tu rischi di agevolare chi sta a casa sul divano. Bisogna vedere come viene scritto. Quello che più dispiace, conclude il sindaco, è che non si sia avvertita la necessità di un confronto, magari con chi si occupa professionalmente di trovare lavoro alle persone. Questo mestiere lo faccio da 35 anni, nessuno mi ha chiesto niente. Questo già la dice lunga su come si può approcciare un provvedimento del genere. Secondo me sarebbe opportuno che facessero delle consultazioni, ma questo vale anche per tanti altri temi che abbiamo a Venezia. Non siamo consultati. Questo è l'atteggiamento che più dispiace, è un atteggiamento secondo me di presunzione che ci porta a sbattere. Un altro fronte di dibattito, di polemica, di protesta in questo caso da parte del mondo imprenditoriale veneto, trevigiano in particolare, e il casus belli è la cancellazione di un treno per Roma. È una battaglia trasversale, vede mondo della rappresentanza, istituzioni pubbliche come la Camera di Commercio, sindacato, ordini professionali, ormai tutti quanti sono consci di questa mancanza di rispetto nei nostri confronti. La mancanza di rispetto che ha mandato su tutte le furie il mondo produttivo trevigiano e veneto è la soppressione del treno che la mattina partiva da Venezia, destinazione Roma, ore 6:40, e che consentiva poco dopo le 9:30 di raggiungere la capitale con un traffico accettabile e uffici ministeriali appena aperti. L'industriale, l'artigiano, l'amministratore di turno aveva tutto il tempo di sbrigare le proprie cose e salire sul treno del ritorno nel pomeriggio, così da rientrare a casa in serata. La corsa è stata inspiegabilmente cancellata e contro questa decisione il presidente di Unioncamere Mario Pozza ha deciso di mettersi alla testa di una vera e propria rivolta. Noi non mettiamo limiti allo sforzo economico, sociale che sta facendo questo territorio, i dati sono chiari, sono sotto gli occhi di tutti, però non tolleriamo che a questo punto neppure un treno non si possa mantenere perché ci dicono che probabilmente non era completo. Corsa antieconomica, secondo il gestore, perché non registrava pienoni, ma era un collegamento fondamentale, dicono gli operatori economici, tra il Veneto e la capitale. Questa nostra realtà ha bisogno di essere libera per poter continuare a affrontare le sfide dell'economia e sostenere questa nostra realtà del nord che è in grado di farlo, e vediamo qual è la situazione in altre parti d'Italia. Non vogliamo essere razzisti, non vogliamo certamente essere egoisti e lo dimostreremo con i fatti come abbiamo sempre fatto. Autonomia il prima possibile, tuona Pozza, così non si può più andare avanti. Siamo nell'area più sviluppata, più evoluta d'Europa, assieme alla Lombardia, assieme all'Emilia Romagna. Queste regioni sono il traino dell'economia nazionale. Mettiamo il freno anche a queste regioni, allora ritorneremo con la Litorina, e questa Litorina dove ci porterà? Intanto continua la caccia a un lavoro e un'occupazione per tanti veneti e non solo, perché ci sono stati in migliaia sono arrivati per il concorso pubblico per, pensate, solo 4 posti da infermiere indetto dall'ULSS 2 Marca Trevigiana. La prima scrematura, la prova scritta a Conegliano, ieri a Castelfranco l'inizio dell'ultima fatica, cioè la prova orale a Castelfranco con gli infermieri. Vediamo allora il servizio con la prova orale da tutta Italia e vedrete anche dalla Sicilia. Uno su 1000 ce la fa. Se non proprio come nel celebre brano di Gianni Morandi, poco ci manca. 4, questo è il numero dei posti a ruolo da infermiere messi in palio, per così dire, dall'ULSS 2, posti a tempo indeterminato e dunque molto allettanti, in grado di attirare aspiranti sia da vicino che da lontano. Cava dei Tirreni, una provincia di Salerno. Io sono siciliana ma abito a Vicenza, quindi mi sono trasferita da poco per fare questo concorso. Sono da San Donato di Piave. Al concorso pubblico indetto dall'azienda sanitaria trevigiana sono arrivate oltre 2000 domande. Dopo preselezione, prova scritta e prova pratica, i candidati rimasti in corsa sono 1193, per i quali oggi ha avuto inizio la lunga sessione della prova orale, con esami in programma da qui fino ai primi di febbraio. Una 70 al giorno, pochi minuti per ciascun candidato davanti alla commissione giudicatrice riunita presso l'ospedale di Castelfranco. Nell'attesa del proprio turno la tensione è palpabile, alta come le aspettative di chi spera di trovare finalmente il lavoro per cui si è messo studio e impegno. Male. Però siamo ancora, tanti, quindi sarà ancora difficile. Ecco, se superi questo concorso dovrai trasferirti qui per lavorare? Sì, probabilmente.
vedo che comunque Treviso in generale non è male come città. Ho studiato tantissimo, sono veramente in ansia. Probabilmente il tono di voce rende... Gestire un concorso con oltre 2000 domande non è una cosa semplice. Di fatto noi come azienda ci siamo anche appoggiati a un'azienda esterna che ci ha dato una mano nella preselezione e nella prova scritta e pratica, soprattutto per quanto riguarda la correzione delle prove. La graduatoria finale sancirà i nomi dei 4 che otterranno il posto, ma anche per gli altri c'è speranza. Dalla stessa lista, infatti, potranno attingere al bisogno anche le altre ULSS del Veneto. Il mio obiettivo è di entrare in graduatoria, quindi posso essere anche l'ultima dalla graduatoria, ma è importante entrarci. In bocca al lupo allora a questi candidati che affrontano queste prove in questi giorni, in queste settimane. Attualità e temi caldi sotto l'obiettivo delle nostre trasmissioni, della nostra programmazione a partire da ore 13. Fra pochissimo parleremo della tassa di sbarco cosiddetta di Venezia, un titolo provocatorio. Venezia non è più gratis. Ne parliamo con Renato Boraso, assessore ai trasporti di Venezia, Cristina Giussani, presidente di Confesercenti Città Metropolitana di Venezia, e il manager pubblico Tommaso Santini. Questa sera invece a 20:10 dopo il telegiornale di Treviso l'emergenza smog, i provvedimenti dei sindaci, le polemiche anche sui panevini. Lo facciamo con l'assessore all'ambiente del comune di Treviso Alessandro Manera e proprio Treviso oggi ha dato il via al blocco anche degli diesel Euro 4, quindi emergenza smog questa sera a 20:10. E adesso vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Ben ritrovati al meteo. Sul Veneto cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso, con foschie e locali nebbie sulle pianure, specie sulla parte centro-meridionale spesso fitte e persistenti durante l'arco della giornata. Temperature minime tra gli 0 e 2 gradi, massime comprese tra 1 e 5 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia, cielo in prevalenza coperto con possibili deboli piogge sparse in tutti i settori. A nord possibili deboli nevicate sparse fino a fondovalle. In serata schiarite e probabili nebbie con possibili locali formazioni di ghiaccio. Temperature minime oscillanti tra gli 1 e 2 gradi, massime comprese tra i 3 e 6 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, sui confini alpini saranno possibili locali nevicate a bassa quota. Temperature minime tra i -2 e -4 gradi, massime oscillanti tra gli 11 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.